benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Catania si spara ancora, fucilate contro la saracinesca di un'agenzia di un autonoleggio in via Plebiscito. È il terzo caso in pochi giorni. Guerra di mafia? La deputata regionale Marano denuncia: siamo alla faida degli anni '80. Antimafia a Palermo, addio Pizzo, tappezza il quartiere della Noce di volantini contro il racket. L'iniziativa a pochi giorni dall'anniversario dell'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi, ucciso da Cosa Nostra nel 91 per essersi opposto pubblicamente alle estorsioni. Sbarchi senza sosta di migranti a Lampedusa, riconosciute 3 sorelline morte annegate al largo della Libia. Sull'isola il ministro Urso. A Trapani, delegazione del PD sulla Mediterranea, bloccata nel porto dal Viminale. Riflessi della tragedia di Gaza in Sicilia. L'Università di Palermo prende le distanze da un docente accusato di antisemitismo per un post sui social dove invita a togliere l'amicizia agli ebrei. Il film su Biagio Conte non trova i finanziamenti della regione e rischia di essere girato fuori dalla Sicilia ed è subito polemica. Ancora una star del cinema internazionale che sceglie la Sicilia. Whoopi Goldberg lascia la Sardegna per una casa a Ortigia, nel centro storico di Siracusa. Ad Agrigento Venditti festeggia in un concerto da tutto esaurito i 40 anni di Notte prima degli esami. Calcio fatta per Caturano al Catania, per l'attaccante contratto pluriennale con il club rossazzurro, che è pronto a chiudere anche per il centrocampista Buglio della Juve Stabia. Dunque a Catania si torna a sparare. La notte scorsa fucilate contro la saracinesca di un'agenzia di autonoleggio in via Plebiscito. È il terzo caso in pochi giorni. La deputata regionale Marano denuncia: siamo tornati alla faida degli anni '80. Giusy Lazzara. E 3. A Catania si apre una guerra fra cosche. La scorsa notte presa di mira un'agenzia di noleggio di auto in via Plebiscito, in pieno centro. Le fucilate contro la saracinesca sono state sparate alle 3 quando è arrivato l'allarme al 112. Si indaga per accertare se un'unica mano c'è stata anche per le altre 2 sparatori appena 24 ore fa. Sempre nella notte in via Garibaldi esplosi oltre 20 colpi di pistola contro una saracinesca di un centro estetico di proprietà della figlia del boss detenuto Lorenzo Saitta, esponente del clan Santa Paola Ercolano e moglie di Giovanni Balsamo, lo stesso che nel 2024 era stato protagonista di un rapimento lampo di finti agenti di polizia mentre si trovava ai domiciliari. E non era la prima volta che questo centro estetico era stato attenzionato dalla malavita. A febbraio l'incendio doloso alla vetrina. I colpi alla saracinesca di via Garibaldi però non sono stati gli unici sparati nella notte, perché altri 5 scaricati contro l'abitazione della famiglia Balsamo in via Calabrò, sempre a San Cristoforo. Episodi che si susseguono e che potrebbero rientrare in una strategia di violenza sempre più frequente. E la questione sicurezza adesso diventa cruciale e la politica interviene. C'è una situazione da Far West e sembra essere tornati negli anni '80 e questa frequenza con cui avvengono questi fenomeni sicuramente desta non poche preoccupazioni. Per questo ho depositato un'interrogazione con trattazione urgente, perché bisogna sedersi col Ministero, col Governo nazionale e chiedere intervento immediato. Il 2 agosto 30 colpi di mitraglietta avevano crivellato la saracinesca di una gastronomia in viale Ammiraglio Caracciolo. Sempre a Catania, smantellato nel quartiere di San Cristoforo un fortino della droga. I carabinieri avevano notato un continuo via vai di persone in un appartamento affacciato sul cortile d'Oberdò, questo qui, blindato e dotato di sistemi di videosorveglianza. Al momento del blitz 2 persone hanno tentato la fuga ma sono state bloccate. I militari, come vedete, hanno trovato cocaina, crack, contanti. C'erano anche diverse bottiglie di superalcolici che venivano barattate con la droga.
A Palermo adesso anche alla noce si può fare. Addio Pizzo tappezza il quartiere di Volantini contro il racket. L'iniziativa, a pochi giorni dall'anniversario dell'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi, ucciso nel 91 per essersi opposto pubblicamente al pizzo. Marco Gullà. Anche alla noce si può fare, denuncia collettiva. Questi manifesti da alcuni giorni sono stati affissi nel quartiere Noce di Palermo. La firma è di Addio Pizzo, a 2 giorni dalla commemorazione dell'uccisione di Libero Grassi. Dall'associazione sostengono che la storia degli ultimi 2 decenni ci dice che anche in contesti così complessi possono germogliare segnali di riscatto. Quindi anche alla noce si può fare. E in ogni via del quartiere sono stati affissi i manifesti. Chi ha denunciato diverse volte è Giuseppe Piraino, imprenditore che ha sempre avuto il coraggio di non abbassarsi a Cosa Nostra. Io direi che è cambiato veramente poco. La consapevolezza che la mafia, il pizzo sono una realtà costante nel tempo è indiscutibile. Il problema è che comunque la gente che ancora oggi pensa se denunciare oppure no ha paura. Certo che ha paura. Qualche giorno fa però l'arresto di 2 mafiosi dopo la denuncia di un imprenditore edile a Brancaccio. La vittima non si è piegata e ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Mando un messaggio agli imprenditori: non abbiate paura di denunciare. Si va a letto sereni, si va con la coscienza pulita, si va facendo un gesto d'amore per se stessi e la propria famiglia, per i siciliani e per la Sicilia. Questa terra merita legalità, non merita più di andare a braccetto con mafiosi e mafiosetti. È gente inutile, gente piccola, sono micchi. Cosa dobbiamo fare per questa terra? Cambiarla. Sempre a Palermo, la notte scorsa, un giovane di 25 anni è stato ferito a una gamba a colpi di arma da fuoco allo Zen. La vittima, che per fortuna non è in pericolo di vita, ha raccontato che stava passeggiando in via Rocchi Marciano quando è stato raggiunto dal piombo. Non avrebbe riconosciuto chi ha sparato. Notte di sbarchi di migranti a Lampedusa, 154 le persone soccorse e ieri erano già arrivati altri 788 rifugiati. In mattinata nell'isola sono stati riconosciuti i corpi delle 3 sorelline morte annegate al largo della Libia e recuperate sabato scorso dalla nave ONG Nadir, il doloroso riconoscimento da parte della madre e del fratello delle vittime. Le ragazzine morte e annegate avevano rispettivamente 9, 11 e 17 anni. A Lampedusa intanto è sbarcato il ministro delle imprese, Urso, un segno di riconoscimento, dice, per il lavoro fatto sul fronte dell'emigrazione e per la valorizzazione delle eccellenze del territorio. Intanto sempre stamattina una delegazione del PD è salita a bordo della nave della ONG Mediterranea che è bloccata dal Viminale al porto di Trapani. Siamo dalla parte di chi salva le vite, dicono dal PD. Laura Spanò. Una delegazione del PD con deputati nazionali, regionali e componenti della segreteria regionale della Federazione di Trapani è salita a bordo della nave ONG Mediterranea sottoposta a fermo deciso dal Viminale dopo che questa ha scelto di approdare a Trapani anziché nel porto sicuro ma troppo lontano di Genova assegnato dal governo. Una decisione, ribadiscono, dalla ONG dettata da motivi di sicurezza. Semplicemente chiedevamo un porto più vicino. Noi eticamente, da quando siamo in mare, evitiamo di dare pressione all'isola di Lampedusa. La priorità per il Partito Democratico è e deve restare quella di salvare le vite di migliaia di disperati che rischiano la vita in cerca di un futuro migliore, sfidando il Mediterraneo dopo sevizie e violenze atroci. Qui per mostrare vicinanza a quanti dedicano la vita a salvare vite umane e a quanti sono contro le politiche demagogiche del governo Meloni e del ministro Piantedosi. Assegnare un porto a migliaia di chilometri di distanza dalla prima meta sicura, che in questo caso era Trapani, è semplicemente ridicolo e non risolve il problema dell'immigrazione. Per risolvere il problema dell'immigrazione c'è bisogno di una politica che riporti al centro il tema dell'immigrazione legale. Vogliamo mandare da qui un messaggio al governo nazionale che ha fatto della propaganda la propria bandiera. 2 anni e mezzo di propaganda e nessuna politica seria e concreta per l'immigrazione e soprattutto per l'accoglienza diffusa nel nostro paese.
A Palermo arrestato il giovane somalo già fermato con l'accusa di violenza sessuale e lesioni nello scorso Ferragosto, quando una studentessa straniera era stata aggredita nella zona del Foro Italico. La vittima era riuscita a fuggire, aveva chiesto aiuto ai passanti e grazie ad alcune testimonianze i carabinieri avevano fermato l'uomo, da oggi in arresto. Riflessi della tragedia di Gaza in Sicilia, l'Università di Palermo prende le distanze dal docente accusato di antisemitismo per un post sui social nel quale invita a togliere l'amicizia agli ebrei. Il rettore Mediri esclude però provvedimenti disciplinari. Manlio Viola. È bufera su Luca Nivarra, il decano dell'Università di Palermo, professore di giurisprudenza, all'indomani della sua sortita sui social network nella quale invita a togliere l'amicizia a tutti gli ebrei perché tutti corresponsabili di quel che Israele sta facendo nella striscia di Gaza. Nivarra, pur sostenendo di non essere antisemita, ha ribadito la propria posizione in più post anche successivi alla valanga di offese e minacce ricevute. Una posizione personale che mette però in imbarazzo l'Università di Palermo, spingendo il rettore Massimo Midiri a prendere pubblicamente le distanze da quella che ritiene comunque una posizione scivolosa. Che problemi di questo tipo non si affrontano certamente nei social, cioè un professore universitario non può esprimere una sua idea su un social. Alla fine si tratta di una valutazione che rimane personale. Purtroppo il confine tra quello che è personale e quello che poi è identificativo di una comunità evidentemente un poco scivoloso. Ma se la posizione dell'università è chiara ed è per il dialogo costruttivo, condannando sia l'attacco di Hamas del 7 ottobre che la reazione israeliana fino ad oggi, Midiri esclude che possano esserci provvedimenti disciplinari nei confronti del decano. Stiamo affrontando il problema con i nostri avvocati, ma non credo che andremo avanti con provvedimenti disciplinari. Un tema, quello dell'appoggio o meno all'azione di Israele, che agita tutta Italia, non solo le istituzioni in Sicilia. La polemica è esplosa anche alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato il presidente Pierangelo Buttafuoco a replicare a tutti, ricordando come la Biennale sia uno spazio di confronto. Rivendico, ha detto, il ruolo di far incontrare i popoli anche tra loro nemici, farli incontrare in una direzione molto più alta, che è quella dell'espressione della bellezza. E i finanzieri di Musumeli, in provincia di Caltanissetta, impegnati nel contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, hanno confiscato beni per 100.000 euro a un pregiudicato condannato in via definitiva per occultamento e distruzione di documenti contabili. Le indagini sono partite da una verifica fiscale su una società del commercio all'ingrosso di bevande alcoliche, con sede in un comune del Nisseno. Un medico è stato aggredito nel reparto di nefrologia dell'ospedale Cervello di Palermo da un uomo che era stato operato nei giorni scorsi e che si è presentato con il braccio un po' gonfio. Poche parole, poi ha aggredito il sanitario perché pretendeva di essere visitato subito. In preda alla rabbia, l'uomo ha preso a calci una porta, una barella, ha scagliato a terra un computer mentre minacciava il medico di morte. A Ragusa e provincia, carenza di personale negli uffici che si occupano di infortuni sul lavoro. In prefettura lanciato l'allarme, scoperti anche INAIL, INPS, Procura e le forze di polizia. Veronica Barbarino. La carenza di personale negli uffici competenti in materia di infortuni sul lavoro in provincia di Ragusa è stata al centro della riunione in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le forze in campo risultano insufficienti per garantire prevenzione e contrasto di reati sul lavoro. Allo Spresal, su 35 unità organizzative come organico adeguato, sono presenti in pianta organica 14 funzionari e in atto, perché fra assenze, vacanze, eccetera, sono attualmente 6. Quindi voi pensate bene come si può far fronte a delle emergenze, a delle esigenze di tutela della salute sul lavoro a fronte di una scopertura di questo genere. Stessa situazione negli uffici di INAIL e INPS, vuoti di organico anche nelle forze dell'ordine e in procura. Noi abbiamo una scopertura del 20% del personale, che è una scopertura significativa, e abbiamo una difficoltà fra i magistrati perché oltre alla scopertura di un vuoto di organico che si protrae ormai da 2 anni
il posto di procuratore è rimasto vacante per 15 mesi, è stato colmato soltanto a gennaio quando sono arrivato io. E abbiamo 3 colleghe che sono in questo momento in interdizione per gravidanza e quindi formalmente l'ufficio è coperto, di fatto l'ufficio va in grandi difficoltà. Una situazione quindi che richiede risposte urgenti e interventi concreti da parte dello Stato per non rischiare di compromettere sicurezza e legalità. Voltiamo pagina, il film sulla bellissima figura di Biagio Conte non trova i finanziamenti della Regione e rischia di essere girato fuori dalla Sicilia ed è subito polemica. Orazio Longo. Un'occasione persa, dice Gloria Giorgiani, la produttrice del film su Biagio Conte, che non ha trovato un finanziamento garantito dalla Regione Sicilia per il progetto scartato dalla Sicilia Film Commission. L'interessamento manifestato dal presidente Schifani, che si era detto dispiaciuto della cosa, non si è concretizzato ad oggi e il film, stando così le cose, rischia di dover essere girato altrove. Io non ho avuto più nessuna interlocuzione con la presidenza della regione, nessuno mi ha più risposto, li ho cercati varie volte. Il film va girato a ottobre, quindi siamo entrati in preparazione e senza nessun tipo di garanzie scritte non posso far altro che portare il film fuori. Quello su Biagio Conte vuole essere un racconto identitario, spiega Giorgiani, lontano dalla dialettica mafia-antimafia. E doveva essere anche un'occasione in cui il territorio poteva essere partecipe e protagonista di questo film, non solo attraverso il coinvolgimento di attori, maestranze, il più possibile, ma anche attraverso la realizzazione di progetti correlati che potevano essere backstage speciali, video fatti dai ragazzi. Il presidente Schifani dal canto suo ha fatto sapere che la prossima settimana verrà ripresentata la questione del finanziamento in regione e chissà che stavolta non arrivino le garanzie formali richieste dalla produzione del film. Ultima tra i VIP che hanno scelto la Sicilia come terra di elezione è l'attrice americana Whoopi Goldberg. Lascia la Sardegna per una casa a Ortigia, centro storico di Siracusa. Francesco Aloi. Sicilia sempre di più terra di VIP. C'è chi scorrazza in yacht per le isole Eolie, chi è stata avvistata tra i vicoli di Palermo e chi rimane folgorato e decide di rimanerci. È il caso di un mito di Hollywood, Whoopi Goldberg. Questa è una delle scene più famose, quella che molti ricordano. L'attrice statunitense, diventata famosa anche con Sister Act, si è proprio innamorata della Sicilia e soprattutto di Ortigia. È nel centro storico che ha deciso di prendere casa. Il suo amore per Siracusa non era certo un segreto. Lo scorso giugno aveva presentato proprio qui il suo libro. In questo post la foto dell'evento e il ringraziamento per l'accoglienza. Poi Whoopi è tornata diverse volte, fino alla decisione di mettervi radici, vendendo la sua villa da 12 milioni di euro in Sardegna. Diceva di aver trovato pace e privacy a Stintino, comune di poco più di 1500 abitanti. La sindaca addirittura era pronta a conferirle la cittadinanza onoraria. Noi siamo qua e siamo felici, siamo stati felici di averti e saremo felici se tornerai da noi. Questa è il vero contenuto di dichiarazioni che non sono assolutamente di rancore o di offesa. Intanto Whoopi sta per tornare in TV, nella soap di Rai 3, Un posto al sole. Venuta in Sicilia dunque, musica ed emozioni alla Live Arena dello Sport Village di Agrigento. Antonello Venditti ha entusiasmato i fan con una tappa del suo tour per i 40 anni di Notte prima degli esami. Davide Sardo. Tutto esaurito alla Live Arena dello Sport Village di Agrigento per un Antonello Venditti in grande forma. Parla di uomini e donne come solo lei sa. Il cantautore romano ha regalato al pubblico i suoi successi più amati e l'intero album Cuore del 1984. Stare insieme a te è stata una partita, va bene, hai vinto tu. La serata, tappa del tour per i 40 anni di Notte prima degli esami, ha richiamato spettatori da tutta la Sicilia e dal sud Italia. Tutto quel che io pensavo è solamente
con una band d'eccezione, nuovi arrangiamenti e più spazio alle tastiere. Eravamo 34, quelli della terza lì, tutti belli ed eleganti tranne me. Da Sotto il segno dei pesci a Roma Capoccia, Venditti ha trasformato il concerto in un viaggio tra emozioni e ricordi, con racconti personali che hanno commosso i fan. Notte prima degli esami, notte di polizia. Una serata indimenticabile alla Live Arena dello Sport Village, la poesia e la forza di Antonello Venditti, capace come sempre di unire generazioni. Notte che non alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Bene, tra poco, dopo la nostra pausa, il calcio con l'arrivo a Catania dell'attaccante Cataruno. State con noi, vi aspetto. Calcio dal campo al mercato per l'ultima settimana di trattative. Il Catania ha l'obiettivo di completare soprattutto attacco e centrocampo. Fatta l'operazione per Caturano. Francesco Triolo. L'ultima settimana di calciomercato, quella che solitamente è la più ricca di colpi, anche last minute. Il Catania ci si fionda forte del 6-0 al Foggia e dell'atmosfera del Massimino, bei biglietti da visita delle ambizioni rossazzurre da presentare al tavolo delle trattative. E il DS Pastori ha già trovato l'attaccante e Salvatore Caturano, il prescelto, d'accordo già col Catania sulla base di un triennale sul quale ha spalmato l'ingaggio che aveva per i prossimi 2 anni a Potenza. Caturano arriverà in giornata in città. Il Catania ha chiuso anche un'altra operazione, quella per l'ingaggio di Simone Leonardi, catanese, classe 2005, ma è un investimento per il futuro più che a breve termine. Arriva infatti a titolo definitivo dalla Sampdoria, legandosi per 4 anni, ma verrà girato in prestito per farlo crescere in una squadra in cui troverebbe maggiore spazio, Ternano, Triestina, le più accreditate ad oggi. Anche a centrocampo si farà qualcosa, già c'è un accordo di massima con la Juve Stabia per uno scambio Buglio-Quaini. Per il centrocampista nativo di Lucca 2 anni di contratto in rossazzurro. Aperta anche la porta in uscita. Marsura ha già risolto il contratto, D'Andrea, non convocato contro il Foggia e sondato da Sorrento, e Tim Altamura sarà il prossimo. Chiarella dovrebbe andare al Siracusa, su Silvestri c'è la Triestina, mentre il Crotone si sta muovendo per Allegretto, ma prima deve liberare uno slot nella lista dei giocatori. Ancora una notizia di calcio, 2 operazioni di mercato nelle ultime ore per il Trapani. Si tratta del difensore moldavo Andrei Motok, classe 2002, prelevato dalla Virtus Entella, e del centrocampista Riccardo Palmieri del Cittadella, società alla quale è stato ceduto il centrocampista Luca Verna, ex Catania. Noi ci fermiamo qui, altre notizie alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.